terzo speciale di Sardegna Canta non poteva mancare un argomento come quello di oggi, e cioè il canto a tenore. Un argomento tanto affascinante quanto interessante e quanto a volte sarà anche un po' complicato affrontarlo nei minimi particolari, ma non abbiamo la pretesa in una sola puntata di dire tutto, ma di cominciare a tracciare un percorso e magari iniziare alcuni confronti che porteranno la nostra trasmissione anche in futuro ad approfondire di più temi che sono interessanti per tutti quanti noi sardi che ci occupiamo e amiamo la musica. Lo faremo naturalmente con gli ospiti che oggi sono con noi, ma prima di scoprire chi sono coloro che ci racconteranno non solo le loro esperienze personali di cantori, ma anche quelle di ricercatori, vorrei dedicare un minuto a Gavino Gabriel e al coro di Gallura con questo filmato di Visioni di Sardegna, per il quale ringraziamo la Cineteca Sarda, che ci rimanda in tempi molto lontani, 1932. Questa era un po' una piccola perla di queste voci di cui parleremo, ma con chi ne parleremo? Io saluterei intanto Daniele Cossellu, non per altro, ma perché sei il più grande questa sera. No, il più grande, su Bruce Mannu. Daniele Cossellu, vicino a lui Armando Pira, benvenuto. Ci sarà bisogno di dire del tenore Angelo Cariadinuro, ci sarà bisogno di dire tutti i vostri titoli, ma sì, piano piano durante la serata, dai, arriveremo anche a quelli. Bustiano Pilosu, che è il neopresidente dell'Associazione Tenore Sardegna, quindi siamo felici di averlo con noi. Daniele gli ha appena lasciato il testimone. E poi il professor Andrea De Plano, che finalmente posso avere l'onore di avere qui in trasmissione, che ha scritto in questo momento l'unico libro esistente sul canto a tenore. Quindi grazie di aver accettato il nostro invito. E passando invece alle altre file, quelle un pochino più discole, abbiamo Tonino Cau con chiaramente il coro di Nioneli, benvenuti. Abbiamo su contratto senegheso de Boricheddu Trogu, quindi potremo anche con loro parlare di qualcosa o no? Boricheddu, te la senti? Sì. E poi invece abbiamo ospiti anche il tenore di Alà dei Sardi, abbiamo Mamo Iada, col quale presenteremo anche un nuovo lavoro discografico, e Giacomo Serreli, che ci racconterà una parte moderna del canto a tenore che incontra la sperimentazione, incontra altri generi musicali. Professor De Plano, dobbiamo dire tenore o tenores? E cosa significa tenore? La dicitura corretta sarebbe tenore. C'era questa voce nella polivocalità, nella polifonia meglio medievale, era la voce del tenor che reggeva l'impianto di tutte le altre voci. Nel canto sardo invece tenore in genere indica nella gran parte dei paesi il duo grave di voci gravi, cioè del basso e della contra. In altri paesi, per esempio in Alà dei Sardi, tenore sta invece ad indicare la sola voce del basso. In ogni caso, cantare a tenore significa cantare in maniera concorde, cioè cantare bene, cantare intonati. Questa è la forma dunque per esprimere questa forma di canto. Poi ce ne saranno tante altre di denominazioni, ma è un'espressione idiomatica per dire proprio di un coro che canta in maniera perfetta. Allora, lei nel suo libro ha ipotizzato un'origine del canto a tenore. Qual è? Ed è ancora concorde con ciò che scriveva nel 1994?
Qual è la teoria che secondo lei è più accreditata sull'origine? Diciamo così, sul piano antropologico non c'è possibilità che l'uomo riesca a inventare nulla di sana pianta, ma l'uomo è capace invece di assumere dei modelli e trasformare minimamente questi modelli per adeguarli, adattarli alle proprie esigenze comunicative in generale. Pertanto io credo che l'imitazione dei suoni della natura sia ad oggi l'espressione più vicina per una origine del canto a tenore. Poi invece bisognerebbe andare molto più in là. Io sto ancora studiando tutto questo, sono risalito addirittura all'epoca preclassica, parlo addirittura dei Sumeri e degli Accadici. Borichetto, tu sei d'accordo? Si può dare un'origine, si può parlare di origine del canto a tenore? Ma io Ti sto stuzzicando. In generale so non cerco mai date di nascita, perché quando un tipo di cultura entra in un popolo da molti secoli, non c'è bisogno, fa parte della sua cultura, della sua anima, quindi non c'è bisogno di andare a cercare date di nascita. C'è un sardo che nell'Utta che ha scritto un libretto con dei concetti abbastanza simpatici, parla di mitopoieia, cioè che quando non c'è roba scritta ci cura. In effetti ognuno di noi interpreta come ci piace che fosse, magari non era così. Ecco perché io spesso sono molto pragmatico, ecco, ci sto attento. Non ti sbilanci. Perché molti mi dicono il canto dei nuraghi, io non lo dico mai, perché mi sembra un'esagerazione, perché se una cosa in Sardegna esiste da 1000 anni, mettiamo, che è una cosa enorme, e se dice che esiste da 4000 anni, però sembra poco 1000 anni, allora è sempre bello non avventurarci in dati di nascita. Cristiano, cosa diresti? Ma a me, quando si fa da tradizione orale, se ci sono bene da noi, che non l'ha contato babbo, manneddu, e da scala spagu, non hanno lasciato iscritto dai secoli su belle che nuda. Io penso questo, che ha fatto qualche prova, chissà gente, a Reionende, Gai, dite nos ammentammo, no, dessa famiglia nostra, dessa erenzia nostra, dessa idea nostra, e non andammo a dai secoli meda, quando provammo a nos ammentare queste cose. E tanto io penso questo, che, senza entrare all'illunghiare meda, però penso che su tenore l'hanno fraicato die po die, anno in anno e seculos, se l'hanno fraicato, non è nascito in una die. È stato fraicato come si può imponere sul mattone, sa spreda, è stato fraicato da esa gente, seperende, attenzione, seperende di ogni cosa che esa gente ha separato di cantare una cosa invece di un'altra, e poi ha lasciato gusto, è andato ad un'altra e ha inteso altro sono e ha misturato tutto. E a proposito di ricordi e di come si è imparato a cantare, voi potete assolutamente in questo aiutarci. Io mi dedicherei un attimo a Bitti con alcune immagini molto belle, un vostro canto, era credo sempre il 1994, vero? Un filmato girato da Ottavio e da Elena Ledda che vi ricorda qualche anno fa. No, ma è nessuno che se no non mi riesce a anche sto canto. Così cominciamo già. Torna a piazzare lui. Ecco, carne spiazzata. Dai, dai. Canta, dai. Aspetta. Pronti? Avanti, via. Sei quanto scaro? Hai stasera a contare. Sa ballarina gentile, baleni in cara seccare, baleni in cara seccare, sa ballarina gentile, baleni in cara seccare, baleni in cara seccare, sa ballarina gentile, baleni in cara seccare, baleni. E su trattare speciale, la mostra musa modello, e schiene lo ballo bello, solo beco statale, spirito naturale merita
merita della vantare, ballerina gentile, ballerina cara seccare, ballerina, ballerina cara seccare, ballerina cara seccare, lo trattare speciale, la mostra modello, e skinner, ballo bello, lo beve cosa tale, lo beve cosa tale, lo beve cosa tale, lo beve, spirito naturale, merita della vantare, da ballerina gentile, ballerina cara seccare, ballerina, e assuma con una mirate, dai, non sorti Maria, dai, non sorti Maria, se noi siamo una te, diverti, preto, e preto, Daniele, come hai imparato a cantare tu? Io che tocca da tornare dai secoli del 60 che vanno fatte. Comunque io come tutto canto so satero so. Abbiamo imparato a cantare come abbiamo imparato a fare dare. Abbiamo imparato dai tutto, ma che ne mastro però. Abbiamo imparato in tennenne sorsovano so che iniano a cantare sui chinato sa spizzinnas, fa serenatas. In uve cataseros intenniata su canto de che binni che troppo diversas giraian sai da cantare, sono bella spizzinnas. Si sia dai domo si intennia su tenori su silleri. In uve vai a festa vi su canta tenore. Canno binna a battero vi su canto a tenore. Quindi io ho cominciato a de che un cannoso. A battorde che binne canno il geo ho cominciato a fare la serenata, la spizzinnas. A sei cannoso ho cantato in ballo, ma che non so sformano de mene. Ma de che 8 anni ho cantato in ballo, che in companzo ormeo dessa medesima leva mea, insomma. Quindi se sti iniziato imitando ormanno, e questa cosa non che sti entrata in conca, giustamente chi è appassionato, bisogna di avere un'uricra veramente vine, un'uricra che si amalgamette, che sono strese, e si deve arrivare, poi tanno, a forza di tempo, su chi è dotato, si intende, da corda vocale, si deve arrivare a fare intendere un suono unico da eserbatore vocale. Bene, naturalmente questo è solo l'inizio dei vostri racconti, poi dopo arriviamo subito ad Armando che ci racconterà anche la sua esperienza di primo vero maestro riconosciuto di canto a tenore. Ora ci lasciamo per pochissimo e ci ritroviamo subito dopo. In collaborazione con Gruppo Basilea.
Naturalmente parlare di canto a tenore non significa parlare di una sola espressione, anzi ogni paese forse potremmo dire ha la sua particolarità, però possiamo fare una divisione, una grande divisione e capire che in linea generale potremmo costruire 5 aree importanti del canto a tenore, all'interno delle quali poi naturalmente ogni paese si esprime in maniera unica e specifica. Io vorrei far vedere appunto queste aree che il professor De Plano ha disegnato nel suo testo, a partire dalla prima che sta impazzendo, mi sa. Comunque noi cominciamo a commentarle. Insomma, la prima riguarda l'area della baronia. Sì, ho lavorato per una questione di economia della comprensione, della didattica. La prima area sarebbe quella delle vocali più esterne del sistema vocalico del sardo, cioè i paesi che vanno da Dorgali fino a Posada e Torpè, quindi i paesi Siniscola, della baronia. Ergoli, Galtellì. Esattamente. Perfetto. Poi la seconda area. La seconda area invece è individuata nei paesi di zona interna, cioè dal nord di Nuoro, quindi Orune, Bitti, Onanì, Lula, fino all'Odè, e ho compreso all'interno di quest'area anche i paesi di Pattada, di Buddusò e di Alà dei Sardi, che però presentano una specificità diversa dal resto dei comuni che ho compreso in quell'area. Arriviamo alla terza invece con il Supramonte, Sì, Orgosolo. I paesi che si affacciano sul sopramonte hanno delle identità piuttosto strette fra di essi. Certo, le differenze esistono comunque, ma non sono notevoli. Ecco, e qua ci dedichiamo a Mamoiada, che intanto è alle mie spalle, che ascoltiamo tra pochissimo. Vedo che abbiamo qualche problema con le nostre cartine, magari le facciamo rivedere dopo, quindi abbandoniamo velocemente questa prima descrizione, la riprendiamo dopo. Quarta area, quella del margine della costiera, e poi ci dedichiamo a Suguncordu, ma ne parliamo meglio dopo. Io volevo intanto fare un applauso a Mamoiada, tenore mamoiadino, che ha anche una nuova pubblicazione a Tie Mazzone, quindi la facciamo vedere, ne approfittiamo oggi, visto che siete nostri ospiti. Allora, possiamo in qualche modo sfruttare la vostra presenza per fare un discorso un pochino più vicino alle voci del coro a tenore, che naturalmente, come diceva Daniele, devono diventare una sola, ma che in realtà sono 4 e ben distinte. Offere dai commensu beste saoche, che ne narra su pesadore, sa persona che canta ad una poesia, e a questa rispondene su basso sa contra i samesuoche. Basso e contra sono boker de gutturu, ma su basso annanghede, azzunghede a su sono e utturu, inta sono e naso. Samesuoche invece sei spezzi de petto, narammus, e parisi in certa bidda sa mesuoche servi po' guia a su basso e a sa contra, invece si nattera sa mesuoche po' de peri non besse e non va per uno istrobbo po' custo. Ecco, io vorrei farle ascoltare mentre lei Certo. le commenta, con il vostro aiuto, perché è sempre un momento interessante per chi non conosce bene, chi non ha anche mai cantato, poter distinguere una per una queste voci che poi nascono anche per essere ascoltate insieme, ma in questo caso penso sia bello esemplificare. Un coro fu contra. Sì, prego. Bimba. Su basso Ma. e sa mesuoche. Uyam. Come o si scropasa e scraru qui non sarboker singrasa non naran a meda. Su bello este come che invece saoche pesada e l'erdà su punto e intrana in intrecusto terzo. O canu mi so fatto e crappargione pasculende sa scrappar mannalizas tra becco scrappa mannas e grapitas credio de mi faghe o signorone
siano eternamente malaita y son merervetados a mamone e isos corros de su becumano y renen sarmuzeres prunano. Cascadunda esa ruca chi fa che su grapparcio canto non giuga su marema o de sabuca Juguen satin zakin su papa pedes tras os escollos trabuca insistante brincana si mori d'una crappa de ventura e non si indaga tale mantuso porgiura già intende si spinarte punturgiura tinana tira scotta fura fura tinana tira scotta si s'aggrappavi morta e sa vastura si vida gattada su mancus mortorium e la sincrasa ma allora sincrasa ma e la sincrasa e la sincrasa sincrasa e la sincrasi non battissi spinni con mutti in su mare salvi su di una tale arrenegata mi domanda quasi piangente s'aggrappa mia schiena in prossima dama s'aggrappa mia schiena in prossima dama schiena improximada e lo sorbe così teso un facende e lo sorbe così teso un facende e lo sorbe così teso un facende e la poca in calma incoraggiata e sta sicura che già son corrente e appena schissa da bene rimutava appena schissa da bene rimutava da bene rimutato tarbato silana ponne sutato tarbato silana ponne sutato tarbato silana ponne Prima di lasciare questo momento dedicato a Mamoiana volevo capire quali caratteristiche in particolare abbiamo ascoltato in questo io tenore. Io lo scomplimento, so pocomente hanno cantato, e poi ho notato un punto basso e poi l'ha abbassata pure, poi no che vado un tenore, chi vota cantare è vero, un punto basso che narra che, insomma, salvo che il bisogno basso e contra su bruso. Potevo notare su chi viene Andrea, che questa zona del suo tenore va da Simizzos, che salvida a Bighinas, salvida al Bighinas che sono la Canaglias, che sono Orgosolo a Unughirru e Ofonne a Satteru,
e si intendene sono chi in qualche maniera ammentano, però ammentano, ma nulla di bruso di gusto. Casi noi iscurtammo sia della pesata della oghe, sa entrata al su tenore, bisogna scorfo il mamuiadino il distinto. Io sostengo una responsabilità storica, no? Che mamuiata a tempo anno, uno dei solmenzus tenore sconnottos in Sardegna, de sue zio Mazzone, che insomma ha fatto sua fama de su tenore, sono schimbanta, e isso Galu la mantengono e sono giovani e Galu cantano a sa mamuiatina senza perdere nulla di su che li hanno imparato sul manno. Bene, grazie a Mamoiada, spero avremo magari il tempo di riascoltarvi ancora, adesso invece dobbiamo ascoltare qualcos'altro. No, non me. Riconosciuto, diciamo ufficialmente riconosciuto. Quindi tu hai iniziato ad iniziare, tra virgolette, i giovani al canto. Sì, è proprio gai. Infatti io ho formato un corso di cantatenore. Legenne una legge a chi ha parte del suo comitato provinciale della cultura popolare del suo proiettato agli studi in anni 60. Era il 1968, 68 che è anno. iniziato il corso. È iniziato col nome di corso di educazione musicale e corale a carattere popolare. C'era una legge apposita che istituiva questi corsi. Ascolta, chi istituiva questo corso? Vita una legge del corso popolare. Ma chi sono stati i primi giovani a venire da te? Chi erano? Erano tutti vinto pizzino di Binni, che sei canno, che sett'anni. E le imparai a cantare come te schia a Carrieo, come te io pure hai imparato, insomma. Siccome io a chi a contra, a chi a basso, a chi a ocche, a chi a misuocche, conosciato tarbato sul segreto delle arvocche, e quindi a questo insomma lo sprovai io a, fa vedere voi, che boschi intendere, tra le voi. E come te lo si intendia, l'inaraia, tu puoi fare che sa contra, tu puoi fare che su basso, tu puoi cantare, tu puoi fare che non su bocche. E gai lo scominciavo, le fa che fare l'esercizio, continuavo, vocalizzi, come si dice in italiano. E quindi dai quando cominciavo, poi lo ho proposto a fare, lo suoni a fare e ne ha schiato un Quindi imitavano ciò che tu gli facevi imitavano ascoltare. quello che facevo io. E ne ha schiato un tenore. Da un tenore bisogna schiato 2, 3, Oggi 4. quanti ce ne sono a Oggi numero? ce ne sono 9 di tenori. 9, bene. Che derivano tutti dalla stessa scuola. Ritorneremo su questo argomento perché i giovani sono importanti, quindi capiamo com'è la situazione oggi, mentre alle mie spalle c'è Seneghe, alla quale ci dedichiamo subito, però ci dedichiamo oggi spiegando un pochino meglio quali caratteristiche ha il canto a Seneghe, il canto del Suguntrattu. Il canto di Seneghe è un canto particolare, è marginale rispetto all'area di diffusione del canto a tenore con le desinenze insignificanti. L'unica melodia che mantengono con le forme di nonsense è il ballo e cantidu, che è una delle cose belle del canto a tenore, veramente molto molto interessante. Peraltro la zona del Montiferru contiene una serie di comuni all'interno dei quali il canto a tenore è stato spogliato della componente insignificante, delle desinenze non sanse per intenderci. Che sono, perché noi diamo per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Bim bam, bimbo, eccetera, eccetera, cioè quelle desinenze che secondo me appunto risalgono all'età pre-nuragica addirittura. Poi sui pareri delle persone che non hanno un senso, non hanno solo parole con un perché significato. si è perso, così come si è perso per la gran parte dei toponimi della Sardegna, come si è perso per gran parte della lingua. Mentre è interessante per esempio per le denominazioni del canto capire che cun trattu viene da cantare cun bellu trattu, poi in certi paesi si dirà piuttosto traiu, trazzu, traggiu, però voglio dire significa cantare con bella voce, e boricheddu è una. Allora io polemizzo con il professore, con Andrea. Dai, perché boricheddu, su un po' di rissa ci no, vuole. di queste storie deve troppo cultura, casi chi stesi a finza di atteso,
se chiede fare cultura meda, sa esiste da poco tempo, devono contrattare, insieme che devono contrattare, se vanno di accordo. Quindi contratto, se vanno di accordo, no contratto o contatto, ascolta, contrattare, che è contrattare, se vanno di accordo, si accordavo, si cantavo. Un parere mio inferiore a di Andrea, che io sono studioso. No, non è inferiore a mio per amore che io sono studioso e tu non. No, è proprio per amore che tu asperdi usamento e questa parola. E spezzi questo, Borichè. Io narro una cosa per Borichè, io pure. La zua, quando in questa a Curzu, Beste Santo Lussurgio, narran concordo, può cantare pari, si imbattono. Ma concordo lo narrano in fonne pure. Poi su chi no che siamo a Reionende stasera che fai da molto tenore, ma in fonne li narrano concordo. E in Mamugliata, la musentese, è nato tenore, ma in Mamugliata li narrano ussertu. In Bida e tutto, in Torpelli, narrano su cussertu. Gai, bada a te la parola, ma cussertu, concordo, che narrare a si bonne sparisi, a fare cussertu, este susardo di concerto, concertare, contrattare, anda bene, no? Concordo, mettersi d'accordo, insomma, narrare chi è nel reione, chi è non nel reione, non è il gai facile. Nammuschi in Sardegna esiste, dall'imbasar del bella, come il bello giocante a tenore, che bada maniera almeda, de narre sa mantessi cosa e de cantare in tanta maniera. Vi ascoltiamo in Balle Cantidu. Benditu da su campo fiorito, prodille arevana violera, benditu da su prodille Radicaso bosco serás por culpa de ese error cometido. Andar en veredad, andar en veredad, andar en veredad, vendido alto nieve, chorambor, sobenego de discurre que se son, las quedas en la pena de fortuna, quizá de un barro de los dos, andar en veredad, andar en veredad. Pago tu benega e a prezioso, non la sarruide di scusi. Ma su dopo la pataruina, gattina cosa non te, la care di conquiste mi ripe, esami tu ricchezza de meschina. Una capriccio del libertina, tu che sono caratteri primera. Tu che sono caratteri su fronte, declarandesa tua attesa con non legge d'una creatura, le stelle sa solare in fronte. A te non ti deghe nada campa, alla giocata pompa sono son, por tu lindare in mano sono buona, le guarda il più bella si castara, con due pelle tu la sacca, siamo stato delle che spino, vendere una suga con Mi sta per minacciare di morte, non la smettevo.
No, io ti stavo minacciando, ma tu avevi questo sguardo così dolce, continuavi e dicevi sì, 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 senza farti vedere dal pubblico, che avresti potuto continuare, lo sai, non ti avrei fatto niente. Questo è tradimento proprio. Sì. No, invece da Ballu e Cantidu, per così continuare un po' a conoscere meglio i vostri canti, vorremmo ascoltare Si Studiantina, e anche su questo particolare canto potremmo aggiungere qualcosa. Iniziamo da Boricheddu, che cosa ci dice? Io veramente non saprei cosa dire al di là di quello che ho letto di Andrea. Allora- Cioè che, perché Senec, vicino a Sant'Lussurgiu, Cuglie, dove c'erano degli istituti religiosi, Esatto. dove andavano i giovani a studiare. E molto probabilmente è abbastanza fattibile che sia il canto degli studenti, studiantina. Naturalmente si incontravano in diversi paesi, per esempio se studiantina dell'Usulzesa usa l'endecasillabo, noi usiamo l'ottonario, come ottonario usiamo il sottavadrista, che io, è una colpa terribile, perché ho fatto una cassetta dove ho messo sottavadrista con l'ottava, pensando all'endecasillabo, mentre invece intervistando un centenario mi ha detto no, Anna, devo cantare un piano, che dica io da sottava in ora da callare. Allora io ho capito che è una scala musicale, che non c'entrava niente l'endecasillabo. Esatto. Infatti tutte quelle che abbiamo dei più anziani sono ottonari, cantante con ottonario. Quindi torniamo Un studiantina, dai. all'istudiantina. No, l'idea è questa, che all'interno dell'area del Monte Ferru siano rappresentati nelle forme melodiche del repertorio la gran parte delle classi sociali che componevano quelle collettività. Per esempio c'è il modo di cantare degli studenti, appunto Si Studiantina, ma c'è Saprò Calzina dai pastori, dai porcari, c'è Sa Pastorella o Pastorina, ci sono insomma rappresentate all'interno di denominazioni tutte le forme, tutte le classi sociali che Quindi componevano parlare quelle. di canto a tenore non significa parlare solo del canto dei pastori? Assolutamente no. È restrittivo Negli anni 60 del secolo appena trascorso, vendere il prodotto Sardegna significava dovere a tutti i costi parlare di banditi e di pastori. Questo. Se il canto si fosse detto essere il canto degli impiegati, degli insegnanti, dei braccianti, non avrebbe venduto. Questo era il vero problema. Daniele, non sei d'accordo? Ho visto che... Ah, sei d'accordo? C'è un problema che io, proprio molto in modo Tanto poi ti faccio capire di il meno. problema è questo, che oggi, mentre prima cantavano i pastori, i contadini, oggi siamo tutti figli di pastori, di contadini, siamo tutti impiegati. Cioè, una delle cose che mi preoccupa veramente, cantano anche i pastori, però purtroppo stiamo aumentando noi impiegati, figli di pastori, che siamo un po' quelli che teniamo quasi più del 50% del canto. E questo mi preoccupa a me, Bene, ascoltiamo Si Studiantina. Sanzone ancora minore disezende a pasculare Sa mamma la sa di stare paschi d'erba se fiore
Grazie di questo momento, ci lasciamo, vi ricordo ancora il numero per inviarci i vostri sms 348 00 701, a tra poco. Armando, volevi fare una piccola... Una cosa che mi ha tammentare sul contratto del Seneghese, e cioè che su canto e ballo, cantano ripetendo una frase barimbarire barirombara, cantano ripetendo una frase nonsense. Invece su studiantina ripetono il verso chi narrata sa bocche, chi canta sa bocche, cioè sul contratto rosate stresse promene ripetono la stessa parola, la stessa verso della voce. Cioè, come lo scanto religioso nostro, come lo scanto religioso nostro, mentre che i profani su canto è fatto dai solista. Il scanto religioso, il verso è pronunciato al detto tarbato sul cantatore. Su questo io queria narrare una cosa, questa studiantina che abbiamo inteso, intanto su basso non canta sa sparaulas, ma va che era solo bomboi, non sono serrato meta, come abbiamo potuto intendere, come intumbito, no? Un concordo serrato meta. E su basso fa che solo sempre scustusono. Tu non sei ha in basso, paraulas. No, io sono contra, come voleva fare tanto può fare. E su basso Seneghese a barra da basso a tenore, finza scantene studentine e finza s'altro scantitos che va che nissos. In altra scantata spuru, su basso a barra sempre basso a tenore. Come lo conosciamo, nammo su de utru come tannaduene Andria Tandoc. Però io queria andare solo gusto che si studiantina nos ammenta su tenore d'onzi maniera è legata a questo ambiente, che come struttura è fatta da gai. Prima uno canta alla sola, sa sparaulas, poi zirada, dai come una zirata, noi l'abbiamo zirata, in questa, noi così insegna che pure l'abbiamo sa guia, su modo la guida di essere, poi entrare sosatero scantatore, sa che pesata, e dai sa zirata, entrano sosatero, come struttura de cantico, e stessa mattessi, non cambia nulla di uno cantico a zirata a poche serie, a poche notte, e poi ne so particolare del suo che abbiamo inteso. Adesso ci spostiamo e ascoltiamo una voce che è stata considerata una delle più belle della nostra terra. In questo momento non c'è più, è quella di Petredu Nanu e penso sia un omaggio veramente unico ascoltarlo con il tenore di Lodè. Cantenni e Danieda, cantenni e da Samura, gittinghe fino a Subannu, gittinghe fino a Subannu, Sassinni a Subannu, Sassinni a Subannu, cantenni da Samura, gittinghe, gittinghe, o gittinghe a Subannu, Sassinni a Subannu, troppelle, troppelle. Potro prendere, troppelle, sagalora, calpelle, o campelle, da campelle,
da cantenne, o cantenne da Zamora, cantenne da Zamora, chittenne, o cantenne da Zamora, chittenne, chittenne, o chittenne, la sopranno rassenne, la sopranno troppenne, troppenne, o troppenne, sagarona, cantenne, o cantenne, da niente, cantenne, da Zamora, cantenne, o chittenne, chittenne, la sopranno rassenne, la sopranno troppenne, troppenne, o troppenne, sagarona, cantenne, da cantenne, o cantenne, da niente, da Zamora, chittenne, chittenne, o chittenne, di monte, monti, monte, in monte, o il limbara, 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 toga, o il limbara, 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 toga, gisone, e gisone, sapene, 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 di monte, monti, monte. Ascoltando ancora in sottofondo le voci di Lodè, in particolare quella di Petreddu Nanu, volevo far vedere un lavoro molto interessante del coro di Nuoro, si chiama, giusto? Del coro di Nuoro 1966, registrato a Milano, quindi voi siete andati fin lì, avete inciso questa cassetta, era Dove la prima? ci sono i tenori, la prima. Era la prima. Quanti canti ci sono a tenore? 2. 2 canti, quindi è stata la prima Unisterre esperienza. è una girata a boccanotte e sul muto. Quindi la prima esperienza, diciamo, È la di prima questo. esperienza. Io volevo tornare molto più indietro con un lavoro che avrà la luce a breve, quindi spero, insomma, potremo parlarne tra qualche tempo anche facendo vedere i materiali e ascoltandoli. Una ricerca che il professor De Plano sta per portare appunto alla luce, che risale ancora molto molto prima, siamo al 1929 ed è un'incisione del tenore di Dorgali. Si trattava di 4 giovani intorno ai 30 anni. Nel giugno del 29 andarono a Milano e incisero 5 dischi per grammofono di 78 giri presso una casa discografica inglese, la Edison Bell. Quei dischi sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale italiano, poi dal secondo dopoguerra se ne è persa la memoria, finché nel 79 io cantai con la voce solista Ziu Austinu Erittu e a partire da quello c'è stata questa ricerca, devo dire, certosina. Ecco, però io vorrei che lei ci raccontasse in pochi secondi un aneddoto. Se non ricordo male, queste voci varcarono le soglie della nostra isola, arrivarono nella penisola e dovettero cantare in una stanza, non come canta un coro a tenore. No, assolutamente. Ma come dovettero infatti, cantare? Fu la prima delle grosse torture a cui è stato sottoposto il canto a tenore dalla microfonia, dall'amplificazione. E vennero separati, ognuno ad un angolo di questa grande sala, dal soffitto della quale pendeva un solo microfono. Con un trattamento particolare per la voce? Per la voce solista, perché aveva una voce talmente squillante che gli imposero di cantare con la faccia rivolta verso il muro. Quindi in castigo praticamente. Né più né meno. Bene, con questo aneddoto che rende più vivo, insomma un pochino più vicino un documento che spero presto potremo ascoltare, che è del 1929, quindi quasi un secolo di vita. Ci troviamo tra pochissimo. Il 25 novembre del 2005 il canto a tenore diventa patrimonio dell'UNESCO. Nasce poi l'associazione Tenore Sardegna Sozio a Tenore de Sardigna, di cui Daniele Cossellu è stato presidente fino a una decina di giorni fa, se non erro. Daniele, per te che canti da che anno?
Dal 1900? Io? Sì. Io ho iniziato a cantare, cioè per quanto riguarda il gruppo è stato ricostituito o costituito No, tu da quando canti? Dal 1900? da 65 anni. Da 65 Io ho iniziato anni. a 10 anni. Ecco, io voglio sapere per te, che cosa ha significato questo riconoscimento? E sa cosa prummanna che si potete pensare? Che noi siamo scolatos dai discriminatos apprezziatos. Cioè discriminatos, noi siamo stati veramente perseguitatos dai carabinieri. Che su canta tenores a che nella serenatas, itu un disturbo della pubblica quiete. Prova ne certa che sottoscritto s'ha buscato veramente a due contravvenzioni, disturbo della pubblica quiete a 20 anni. Poi siamo venuti preziati, cioè riconosciuti da UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ma voi se calcolate questa cosa, non solamente è una cosa metamanna per noi cantanti a tenore, ma per tutta la Sardegna, che voi considerate questo, che su come si chiama, in tanti progetti a carattere mondiale hanno presentato, abbiamo colato 42 approvati da UNESCO, di su quale l'unico italiano è su nostro, su canto a tenore. Quindi, quale cosa menzio su, più preziosa di questa. Bussiano, a te lascerò tutto uno spazio tra pochissimo. Professor De Plano, lei invece cosa ne pensa? Il canto a tenore, come le launeddas, come tante altre espressioni della cultura della Sardegna, meritava il riconoscimento. È indubitabile. Riconoscimento significa che è una cosa notoria davanti agli occhi del mondo che quella espressione debba essere valutata, promossa, valorizzata, eccetera, eccetera. Io non avrei sborsato un solo centesimo per chiedere quel riconoscimento. E qui mi taccio. E qui ci dedichiamo ad Ala dei Sardi, mentre dopo con Bussiano, che è il presidente attuale dell'associazione, cerchiamo di capire meglio quali sono le linee che vorreste seguire per far sì che il canto abbia una sua collocazione sempre migliore, non solo in Sardegna ma anche all'estero. Allora, con Ala dei Sardi iniziamo ascoltando Boghe Andende. Perché abbiamo scelto questa, professor De Plano? Ma proprio perché la Boghe Andende è una fetta di un'altra melodia che è la Boghe Carru, e questo proprio per dire che il canto a tenore non è solo canto di pastori, ma è il canto anche dei massaggios, per esempio. Vi ascoltiamo. Tenore di Ala dei Sardi. Vai in buono ravvizze parafronte, su viaggio d'esure a Brazzellea. Cavare d'oscuratus orizzonte, prosa collisione europea. Il filende s'adrovea, bom bom non ne distrue a che coraggio ammama tua intende sono redesa da chi si sprolea o caro vizio caro amore anche botta stornare anche botta stornare
e dai sa guerra fa che coraggio a mamma tu intende e con onore sa patria difende Tenore Santu Francisco di Alà dei Sardi, che caratteristiche ha questo particolare coro a tenore rispetto a Mamoiada, per esempio? Io che su chi si può è latino a tutto, no? Este sul fatto che su basso, per esempio, ha cantato sempre i no, e invece sa contra una rea adatta al vocale differente, se che assimizza finza su modo nostro Torpino, no? Che su basso canta sempre i no, e sa contra invece se gioca di bruso che sa il vocale. E le possiamo sentire? Facendo Ecco. un suono, lo scherzo intende? Sì, Facendo sì, intende sì, su sì. basso, un corpo de basso. E sa contra? Però pensa altra al vocale sputo. No, ma non è nessun problema, va che dopo pure, vediamo anche altro. Però giocano sopra questo cambiando su timbro. Non è sempre tutt'uno in donzi girata che si fa, che in Prussia è inteso quando sa contra è entrata innanti il desso satteroso a dare su tempo su desso scorfosa sul resto del suo tenore, che è una caratteristica insomma importante, che renare chi commenta intanto al video se sa contra chi comanda da su tempo delle sue entrate. Ecco, adesso invece ascoltiamo Salira. Perché abbiamo scelto questo, professore? Io ritengo che uno dei momenti difficili del canto a tenore nasca proprio dalla mancanza di testi poetici adeguati per esprimere anche la contemporaneità della società sarda. In particolare poi nell'area del Monte Acuto, da cui proviene Alà dei Sardi, c'è una forma di espressione poetica molto interessante. Si tratta di un'alternanza fra versi di 7 sillabe e versi di 11 sillabe. Era il canto in lira, con il quale si strutturavano parecchie danze e balli, ma Alà dei Sardi ha mantenuto questo come melodia tipica del canto a tenore, quindi del repertorio. Lo ascoltiamo. Ascolta gloria hermosa, si come in te sei bella, sei amante Ascolta pro un istante, gloria in hermosura in che sa rosa. Ascolta gloria hermosa, si come in te sei bella, ascolta per un istante, gloria in hermosura, se scaresces preziosa, fiul tesoro innanti il devaltire, ti prego di ammittire a esamante innanti il devaltire, ti prego di ammittire a esamante gustamento Tenore Santu Francisco di Alà dei Sardi, grazie.
Ci lasciamo per poco, naturalmente il discorso sull'associazione è ancora tutto da fare. Nel prossimo blocco ci dedichiamo un attimo invece alla sperimentazione, quindi ad un'altra area, e poi invece torniamo a obiettivi e intenti dell'associazione Tenore. A tra poco. In collaborazione con Gruppo Mobili Banco. Giacomo, vorrei introdurre con te il nuovo argomento, che è il canto a tenore, che incontra altri generi musicali, e quindi diciamo ci introduciamo a quella che potremmo definire sperimentazione. Intanto, in che anni possiamo collocarla rispetto anche alle tue conoscenze, ai tuoi studi e alle tue ricerche? Ma guarda, io credo che potremmo segnalare da questo punto di vista anche alcune cose che sono accadute a metà degli anni 60, quando per esempio il tenore di Orgosolo con Peppino Marotto andava ad esibirsi in uno spettacolo curato da Carpitelle Ledi a Milano. Nello stesso periodo il Galletto di Gallura di Agius, che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, fu protagonista di uno spettacolo con la regia di Dario Fo, che venne allestito a Milano e a Torino. Questi sono, credo, esempi che dimostrano come intanto il tenore tenta di affacciarsi in contesti che non sono tipicamente quelli ai quali noi siamo abituati. E nel 66 lo stesso coro del Galletto di Gallura aveva inciso per i Dischi del Sole un ballo tondo del Vietnam, che significa, voglio dire, anche un tentativo di adattamento, anche dal punto di vista della ricerca di testi, ad un'attualità che è ben diversa da quella che il tenore in Sardegna andava cantando. Poi ci sono stati altri esperimenti decisamente più avanti, a contatto con il jazz dal finire degli anni 70, ma anche a contatto con la musica leggera. Credo che non ci si possa sorprendere, non più tardi di 2 anni fa Vinicio Capossela è andato a scoprire i suoni gutturali del tenore di Mamoiada, tra l'altro, per inserirli nel suo disco Ovunque Proteggi, giusto per citare l'esempio ultimo. Per citarne alcuni, ma ne abbiamo tantissimi. Neoneli, ce lo diranno loro magari. Lasciamo lo spazio tra poco, però volevo cogliere l'occasione della tua presenza, perché c'è una delle tue ultime scoperte che è molto interessante per noi, è datata 1971. Intanto facciamo vedere, grazie alla nostra regia, una copertina di un disco. Intanto, di chi è questo disco? Questo è un disco che è stato inciso da Dino, è un cantante veronese sulla scena italiana a metà anni 60, fine anni 60, anche se è pienamente in attività. Forse qualcuno l'avrà visto all'opera anche negli anni 90 in tutte le trasmissioni televisive di repêchage della musica degli anni 60, perché lui ha avuto un discreto successo commerciale con alcuni Qui lo brani. vediamo immerso nella nostra Sardegna con un coro a tenore che non sappiamo chi è. Sì, sappiamo soltanto che è dell'area di Nuoro. Io ho avuto modo di contattare Dino recentemente, neanche lui ricordava esattamente di dove fossero, perché questo quartetto a tenore si è recato a Roma per registrare con lui questo 45 giri che si intitola Notte Calda. Lui però era venuto, lanciato dalla RCA in Sardegna, per il servizio fotografico, e questa foto è stata realizzata proprio nell'isola. Se qualcuno sa o si riconosce, sarebbe carino che ce lo facesse sapere in diretta, quindi io vi ricordo il nostro numero 348 00 701, non perché facciamo chi l'ha visto, ma perché sarebbe interessante capire se qualcuno di questi componenti in questo momento magari si riconosce in questa copertina. Ancora più interessante è ascoltare questo esperimento, che poi dopo ci commenti, Giacomo. Quale male hai fatto a lasciare il tuo paese? Perché lei in fondo al cuore vive ancora del tuo amore. Luna chiara, mare calmo, cuore freddo
freddo, notte calda. È un pensiero come il vento. Adesso, dicevo, questo è il momento più bello, ascoltiamo anche Dino che interviene con la sua musica. Tra un pochino però ci ricolleghiamo all'audio perché entrano anche i tenore ed è bellissimo. Quindi intanto il tenore canta in italiano per introdurre il brano. Io credo che dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto sin qui, questo esempio possa suonare come una sorta di banalizzazione, anche caricaturizzazione del tenore, è indubitabile, insomma. Nella realizzazione di questo progetto c'è anche... Scusami Giacomo, sì. Ascoltiamo ora che è entrato proprio il... All'ora dell'Ave Maria le scendeva nella strada, la stringevo ed era mia. Mi era entrata nelle vene, nella mente, in fondo al cuore, per ricordo m'ha lasciato solamente un gran dolore. Non vedrò più nei prati verdi lei. No, abbiamo perso il momento dell'ingresso, scusami Giacomo. Dicevo, nella realizzazione di questo progetto c'è anche lo zampino di un altro sardo, Ennio Melis, che all'epoca era direttore della RCA, al tempo la più grande casa discografica italiana, e direi di tener conto anche della collocazione temporale di questo progetto. Siamo nel 71, di lì a poco esplode anche in Italia il fenomeno del folk revival, cioè una riscoperta generalizzata dei temi della tradizione, meno presente da noi perché in fondo da noi nulla di questo è scomparso, ma molto più marcato in altre regioni. Quindi probabilmente c'erano già, forse c'era il sentore, insomma, di questo tentativo di avvicinamento a motivi popolari, anche se in questo caso vengono utilizzati in una maniera estremamente leggera, con un pizzico, se vogliamo, anche esotico. Vediamo se riusciamo ad ascoltarlo. Ecco, non sarei assolutamente d'accordo sul fatto che sia una banalizzazione. Stiamo documentando un lavoro che è stato fatto e che comunque segna anche un'esigenza, evidentemente, del coro a tenore, ma così come di tanti altri artisti, di avvicinarsi a nuove realtà. Sì, che sarà poi molto più matura anni dopo, con le esperienze accanto a jazzisti. Intorno a questo stesso periodo, nel 77, Marcello Melis è il primo che sfonda questo campo, nel senso che è il primo che tenta di attingere i suoni del tenore per tentare di accostarli a un contesto di musica jazz, e lo farà con il gruppo Rubanu, che ha, guarda caso, al suo attivo anche un motivo che è antelitera, ma direi anche molto diverso dal contesto del tenore tradizionale, come Prato Bello, che è diventato poi, in tempi molto più vicini a noi, un brano cult dei giovani che seguivano i concerti dei Kenzeneke, per esempio. Ottavio, ci arriva qualcuno che si è riconosciuto? No, ancora no. Allora, adesso passerei invece a chi in qualche modo è diventato anche diciamo portavoce di questa commistione di generi e comunque di questa volontà e anche esigenza, non so, me lo direte voi, di avvicinarsi ad altri cantanti. Una delle esperienze, diciamo, più note è quella del coro di Nioneli con Elio, che tra poco ascoltiamo. Tonino, perché in voi è accaduto questo fatto? Che cosa vi ha spinto ad allargare un po' il vostro repertorio, o comunque ad allargare il vostro modo di cantare? Leggendo nel nostro passato posso dire che è stato quasi un approdo obbligato, perché il coro che canta dal 76 ha sempre cercato di metterci del suo, interpretando la parola arte secondo una delle accezioni più diffuse dai vocabolari. Arte significa creare, e noi che siamo anche altro oltre al coro a tenore, cioè noi siamo un coro a tenore in tutto e per tutto. Quando partecipiamo alle rassegne con gli altri cori cantiamo esclusivamente a tenore, però facciamo anche altro, e questo è il discrimine che forse ci ha consentito di spaziare in diversi ambiti. Il più appariscente, il più famoso, forse il progetto Neonelio, anche perché va avanti da 11 anni, ma non è il solo. Con noi hanno cantato anche Guccini, Ligabue. Abbiamo avvicinato alla tradizione sarda, alla lingua sarda, personaggi che amano la Sardegna per altre ragioni, e anche noi ci siamo avvicinati alla collaborazione con gruppi che fanno musica jazz. Arriverà tra qualche settimana in Sardegna
L'ultima sembrerà dissacrante Contaminazione, con una cantante straordinaria cinese che canterà in perfetto sardo alcune canzoni. Dove? Qui in Sardegna e anche fuori. E qui in Sardegna, però dico dove? Cominceremo a Sassari a fine aprile, un concerto che si chiama Sena Laccanas, senza confini, perché la musica non ha confini. Bene, Tonino, ti rilascio subito la parola, però Ottavio mi fa vedere telefonata, non so con chi, immagino con una delle voci probabilmente del coro a tenore che abbiamo visto in onda, non lo so. Pronto? Pronto? Chi è? Sono Salvatore Nuvoli. Ah, buonasera. Buonasera. Il tuo intervento mi coglie di sorpresa, quindi ti chiedo come mai ci hai chiamato. Ho chiamato perché mi sorprende ancora di più che Armando Piras non riconosca gli amici, insomma. Ah sì? Certo. Cioè, dici, allora, questo tenore faceva parte degli Amici del Folklore. Si chiamano, il primo è Gesuino Currili, di Oliena. Sì? Il secondo è Paolo Veracchi. Il terzo è Tonino Sanna e il quarto è Antonio Lai. Ecco, adesso tra un poco forse riusciremo anche a rivedere l'immagine. Quindi di Neonelli, di Oliena? No, il tenore è il tenore degli Amici del Folklore. Ah, il tenore quindi di Nuoro, ok. Di Nuoro, sì, con l'inserimento di Gesino Currelli che è di Oliena, gli altri sono tutti di Nuoro. Ah. E questo, tu ricordi anche l'anno in cui, diciamo, loro andarono ad incidere? Oppure hai solo riconosciuto la formazione? No, ma sapevo già del brano che aveva avuto un successo e forse diciamo che non è vero che sia banale in quanto tutto ciò che spingeva il folklore sardo a una conoscenza più ampia in campo nazionale veniva accolto con benevole sensazioni un po' da tutti, indipendentemente dal fatto che sia banale nella sua forma. Insomma. Scusami un secondo, Bobore, dicevi Giacomo? No, dicevamo del 71 ed è un brano che tra l'altro aveva partecipato ad una manifestazione come il disco per l'estate, quindi aveva avuto anche una certa circuitazione in campo nazionale. Anche perché questo Dino, che magari a un giovane come me potrebbe non dire tanto, in quegli anni ha segnato insomma una parte importante della storia. Bobore, ti dobbiamo solo ringraziare perché ci hai svelato subito il mistero. Ma non è un mistero così profondo, Siamo sempre attuali per certe cose, va bene? Buone cose. Grazie auguri, mille. bocca al lupo. Grazie. E adesso direi, Tonino, che ascoltiamo un pezzo vostro con Elio che è abbastanza, diciamo, recente, risale al maggio scorso, in occasione di Voci di Maggio, ed è, diciamo, una delle ultime occasioni nelle quali vi abbiamo ascoltato.
va a passare cana, che in galera, che in galera, che in galera avrò una valentia. Sa valentia, sa valentia, sa valentia, para bembera. Sa valentia, sa valentia, sa valentia, para bembera. Abbiamo tanti argomenti aperti, con Neoneli riprendiamo subito dopo la pubblicità. Volevo chiudere invece il discorso sul coro che abbiamo visto prima, che Armando mi dicevi avevi già... Lo sai, ho già individuato. Rispondendo a Bobò e Nuvoli, che sono un ottimo amico, lo sai, ho già individuato, questo sono Deuliana e quello che sono costume Deuliana, uno. Su zippone di Deuliana. E se state fino in zippone non correggio, non riesce a l'orviere in dannanti. Adesso vediamo se ci arriva una telefonata dei protagonisti. Comunque riprendiamo tra pochissimo e continuiamo ancora questo argomento che ci avvicina un po' all'attualità, che è appunto la sperimentazione e gli incontri anche con altri generi musicali del canto a tenore. A tra poco. In collaborazione con Vetreria Pilo. Di proseguire. Ha ragione De Plano, i premi non si pagano, anzi devono essere ricompensati. Sassari. Da quale parte della Sardegna si pensa sia nato il canto a tenore? No, qui non abbiamo tempo di disquisire, ditemi solo, è possibile individuare una zona più... Una cosa sopra questo. Noi sì, adesso canto a tenore, sempre a cercare da un benedi. Mi pare che la gente si deve più interessare a su chi va che su chi è scommo su canto a tenore. Così UNESCO ha riconosciuto questo valore a su tenore, noi che l'ha riconosciuto de gai, che non è questi pezzi, la parte folclorica o dei spettacoli del su tenore. Su tenore è il galu viu, i salbiddas, sono giovanello cantano a tenore, senza che ognuno li nia da cantare a tenore, non si canta a pezzi in palco come noi se tutto vagimmus, ma si che da imparare come ha contato dando che ziutanielle, e cioè si che da imparare come è stato imparato isse, come ha imparato io e Andria. Imparendo che sono scumpanze e scurtendo sul manno, si intrende cammeso a malagana, a prima volta sti che cazzano e poi a bella bello, tazzettano che due puru carchi cosa la vagas. Ecco, questo bel galu in Sardegna, sa differenza manna da essa altra tradizione se che questo riconoscimento non l'antento, e scasa sono una specie di recita di teatro di su chi vimmus, e che non sono pruso. Invece su tenore non è ste gusto. Su tenore de oie, non este su che imbantanno il fagade. Andrea non sa fai dato su tenore d'Urgale su 29, ma io sono sicuro che non la musa intendere, me da narrare, ma è come te cantare in Durgale, sì, con forma come te si canta a come. Infatti sarà importante farlo questo. Su tenore è il biu, è una cosa che il bia, e tanto in questo noi non dobbiamo impegnare, ecco, e dobbiamo dare gara. Ultimo messaggio, per favore parlate in italiano, grazie. Imparano sul sardo. Questa sente non imparano sul sardo. Infatti io rimando, vi rispondo in italiano, avete me come parte in italiano, imparate il sardo, anche io sto facendo lezione di sardo, cavuite si vaeddo in sardo, bosponite a riere. Ed è vaeddo in italiano, caso sardo non è smeda bonus. Noi accettiamo tutto. Accettate tutto, pure su meu sardo? Su sardo mio. Volevo invece chiudere con Neoneli, a proposito del canto che com'è oggi. Voi quando fate i vostri concerti, malgrado incontriate appunto altri generi e quindi siate in contesti molto lontani da quelli che possono essere quelli originali naturalmente del canto, però iniziate sempre col canto a tenore. Allora, lo zoccolo duro di quella che è la nostra performance, diciamo, quando saliamo su un palco, è sempre il canto a tenore, cioè se noi dobbiamo partecipare a una manifestazione che prevede tanti interventi, comunque il primo intervento è sempre solo ed esclusivamente di canto a tenore. Questo
ci tengo a sottolinearlo perché è una delle prerogative, cioè noi siamo nati come canto a tenore e vorrei spiegare un attimino il cammino che ci ha portato poi alle sperimentazioni, perché le sperimentazioni non si improvvisano così. Diciamo che noi siamo andati avanti credendo in quello che facevamo e soprattutto dando contestualizzando le cose che noi si andava a cantare. Intanto noi scriviamo tutti e quattro le cose che cantiamo, il 98% delle cose che cantiamo sono cose scritte da noi. Questo ci ha portato a incontrare tantissime persone, non solo in Sardegna ma anche fuori, con le quali abbiamo poi intrapreso delle strade e fatto dei percorsi particolari. Comunque poi noi ci siamo sempre rapportati al canto a tenore. L'altro punto che volevo specificare è questo, riferito al concetto di spettacolo. Allora, se noi dobbiamo salire su un palco, un coro a tenore che si presenta a un pubblico dopo 3-4 canzoni deve necessariamente lasciare il passo, perché altrimenti andare avanti per 2 o 3 ore su un palco può essere monotono e comunque per uno spettatore monotono. magari... Quindi o ci sono diversi gruppi che si esibiscono oppure un coro per più di 3 o 4 canzoni non diciamo recita. che le esigenze di spettacolo vi hanno anche portato ad arricchire in qualche modo. Le esigenze di spettacolo ci hanno portato ad arricchire, quindi a portare con noi degli strumentisti, delle altre persone che completano questo discorso, e quindi ecco che da lì... Ecco, questo argomento che tu hai introdotto l'abbiamo anche diciamo affrontato quando si parlava del ballo e quindi di come lo spettacolo e l'esigenza del pubblico abbia cambiato il modo di ballare e di esibirsi. Giacomo, volevo chiudere questo argomento, diciamo, che riguarda un po' la sperimentazione con un ultimo commento sulla situazione anche attuale che tu fotografi sempre molto attentamente perché segui le varie evoluzioni, le novità che ci sono continuamente. Sì, possiamo sottolineare telegraficamente proprio i contatti che il canto a tenore ha avuto con il jazz. Abbiamo citato Marcello Melis come apripista, come pioniere di questi tentativi di sperimentazioni, contaminazioni, se vogliamo usare queste definizioni. Non è una novità perché il jazz e la cultura afroamericana hanno sempre tentato di attingere anche agli elementi della musica popolare di altre parti del mondo. Così può non averci sorpreso se nel 90 un grande artista come Ornette Coleman abbia voluto sperimentare questo tentativo di contatto con questa nostra forma espressiva, con risultati che negli anni si sono rivelati un po' altalenanti. Daniele Cossellu e il tenore Raymond Lelouch sono stati protagonisti di questo tentativo di avvicinamento che non ha forse dato risultati apprezzabili, forse perché il tenore ha una sua struttura monolitica, ci sono veramente difficoltà di sinergia e di interazione tra una struttura jazz e il canto sardo. Mi è sembrato invece più, questo forse può essere un mio parere, mi è sembrato invece più efficace un altro contatto che è maturato in anni ancora più recenti attraverso il concordo e tenore di Orosei con Ernest Reisinger, un violoncellista olandese di area sperimentale che è riuscito a mio avviso invece a entrare, a sintonizzarsi con la giusta sobrietà e con il giusto rispetto a questa tipica nostra formula espressiva. Allora vorrei un attimo, dimmi Tonino, sì. Volevo suggellare quanto diceva Giacomo. Sì, dobbiamo chiudere, quindi brevemente. No, una nostra esperienza con un gruppo jazz norvegese che è nato in un megastore di San Francisco, dove questo musicista trova un CD del tenore di Neoneri e per un mese è rimasto chiuso in casa ad ascoltare il tenore. Ci ha proposto questo progetto, è nato un Baraboom e la Polygram lo ha diffuso in tutto il mondo nel 96. Dimmi Daniele. Allora, io ho ascoltato con tanta attenzione, insomma, ciò che ha detto l'amico Ivo Marras, insomma, che è un canto a tenore dopo che fa 4-5 brani non lo ascoltano più, insomma, e così via. No, vale a dire che non c'è repertorio. E noi che abbiamo 14 pezzi fra profani e religiosi, noi facciamo concerti per un'ora. E il pubblico rimane, non si muove nessuno, ascoltano attentamente. Quindi è chiaro, insomma, se uno non c'ha repertorio, è chiaro, insomma, che stanca. Sì, ma io diciamo che in generale possiamo dire che uno spettacolo che si snoda tutto su un
con un coro a tenore, per un orecchio magari non abituato e che non apprezza, può essere difficile da seguire. Ecco perché anche noi in televisione, perché non facciamo una puntata solo di cori a tenore, a parte oggi? Perché diamo al pubblico un po', diciamo, diverse possibilità anche di scegliere ciò che più gli piace. Però naturalmente ciò che tu dici resta, il mio è solo un altro... Intanto c'è questo, che fuori Sardegna noi, fuori Sardegna, teniamo i concerti da soli. Certo. Per un'ora, anche 70 minuti. A tra pochissimo. In collaborazione con DAB, distributore autorizzato Lavazza. Di Banditi ad Orgosolo con le voci di Orgosolo che accompagnano un ballo. Era molto, molto bello questo film e anche questa parte che ci interessa particolarmente. Allora, volevo dedicare questi ultimi minuti all'associazione che conta 111 iscritti in questo momento, quindi 111 cori, ha un anno di vita. In questo anno che cosa ha fatto e che cosa si prefigge di fare da ora in poi? Tanto, come ha sanato, Susozio è nascito un anno a Como, sul mese di gennaio dell'anno passato. Sul primo anno è stato un anno dei sterrida, come su tenore e tutto. Dei sterrida, può non sconoscere, può cominciare a travagliare varisi. E abbiamo fatto vinto su una manifestazione manna, può essere su primo anno che non sponiamo spari. Diciamo che il primo anno è servito per cominciare ad avviare può una cominciare macchina, a ponere da innanzi scarchi cosa, ecco. Però una manifestazione manna l'abbiamo fatta, in Ollollai abbiamo fatto una manifestazione pastores e tenores, manna che ha partecipato più di 80 tenore del Susozio, è stata una cosa bella medaca che siamo il bessido da essa regola di spettacolo dessa scala si è arreglionaiattando per cantare in mezzo alle vie del paese senza... si canta normale a tenore. Ecco, però siccome abbiamo poco tempo, io ti vorrei chiedere, dici che cosa in questo momento secondo voi è importantissimo fare, quindi quali sono le prime vostre, diciamo, politiche come associazione? Ma noi nos abbizziamo su Vinza dai su che abbiamo arreggiato di stasera, che hanno bisogno manno di conoscenza. Prima di tutto di conoscenza, questa cosa non si conosce, basta da pensare che l'unico libro che mentalmente vado a su comincio è sul libro di Andria, che fa da tenore, che su passato Attero Sardo non hanno scritto proprio nulla, che su Canonico Ispani, su 1839, ha pubblicato una pagina dedicata a su tenore e noi non gli scriviamo nulla niente. Quindi dobbiamo intanto sostenere la ricerca? Beh, ricerca a un ghirro, ma vinta al fa che sconoscere su chi beste e su valore chi tenere a tutto so sardo. Caso UNESCO l'ha riconosciuto, ma un montone di sardo non lo riconoscono. Non da tenere in cussenzia plena, e tanto questo trivaglio è un trivaglio che riguarda so gentes territoriales, la regione Poprimo, e poi noi sicuramente cantatori, ma io naro vinto a sasi scolas, casa si scolas pubblicas, i suoi curricoli si sono, non si imparano nulla di su chi est sa Sardegna, sa Limba e su all'interno della programmazione scolastica sarebbe interessante non parlare di sardo in generale, solamente in corsi pomeridiani ogni tanto, ma inserire proprio nei curricoli. Però i suoi curricoli, il material dei studi, tocca di studiare questa cosa sardas, in modo che solzovano de sardos potano comprendere la differenza di tutto su che abbiamo regionati noi, che a volte si non, a misturando un montone di cose che abbiamo da cosa meta di narrare, a Savine, chi non tenere sa cultura può che separare queste cose,
Ma oggi, Armando, quanti ragazzi vengono ancora da te a studiare? Ora sono pochi, sono pochi, ma l'anno scolastico viene a Binnichi, 20. A Bitti, com'è la situazione dei giovani? Io vorrei aggiungere un'altra cosa. Si è fatto un gruppo di pizzino di Binnicano che cantano, e pare che sia venuto veramente assai in occhi. Ma io che gli aggiungo scusto, che noi si contano su schenti e unici gruppi, su che conta teste che imbanta idas diversas, che imbanta timbro de canto diversos, che imbanta cultura diversas. Per esempio, un ugoro, battuto gruppo, ma è sempre un timbro che batta, certo. Però. Su che interessa a noi come questo di recuperare Sarvidas a Chigalu che non vanno a tenore. E questo ce l'avevi detto anche la volta scorsa, infatti. Quindi recuperare là dove il canto in questo momento non è più vivo, ma c'era. Come non beste. Non è vivo, è il biu, però non vado in un gruppo organizzato, ma sul gruppo organizzato non quer narrare chi non bè su tenore. Certo. Sì, in una ida cantano a tenore, senza bere un gruppo che esce in televisione o che alza da un barco, non quer narrare che non cantano, anzi sì, potete cantare fino al mezzo, pezzi solo che non li sagrada, tanto si fa grabire scantende, cantano tra issos, ma su tenore, su chi noisi, de pimmus a baidare di bruse, è proprio questo, questo che nasce di senza bisogno di bere nulla di fora, solo su gusto e su piacere di cantare e di barrare pari. Sì, devo chiudere la trasmissione, se no mi sparano. Armando, un secondo. Un secondo. Devo narrare che come patrimonio dell'associazione le sa dare la relazione che ha sul Ministero della Pubblica Istruzione pro Binnicano, dal 68 fino al 1983. Ok, io ringrazio tutti gli ospiti. Professor De Plano, aspetteremo un suo lavoro che è credo in fase di pubblicazione, quindi tra quanti mesi potremo rivolgerci a un suo lavoro aggiornato anche rispetto a quello che... Beh, per quanto riguarda i dischi del 1929 è questione di qualche settimana, mentre per il lavoro enciclopedico che conduco come studio sul canto a tenore, su tutti i paesi di canto a tenore, e quello speriamo nell'arco di alcuni anni. Bene, grazie di essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti. L'8 marzo è la giornata mondiale del rene. Grazie di essere stati con noi. Alla prossima settimana. Sardegna Canta, un programma in collaborazione con Gruppo Basilea, 2L Industrie Serramenti, Gruppo Mobili Banco, Vetreria Piro, DAB, distributore autorizzato Lavazza.